Ma tu l'hai mai mangiata una carbonara all'interno di una focaccia? Guardate qua. Sono nel cuore di Venezia, a 2 passi da uno dei suoi simboli, il Ponte di Rialto. Oggi vi racconto la storia di 3 ragazzi che, uniti dalla passione, hanno deciso di investire nella loro terra, a Venezia, con un'idea veramente originale. Il locale si chiama Testo, hanno inventato una focaccia che racchiude vari piatti del ristorante, tutto fatto in casa, con una ricetta esclusiva dell'impasto. La mortadella la faccio io personalmente, carne di maiale, sale, lardelli, pepe, crema di roviola, tartare, cipolla rossa. Alla carbonara che prepariamo noi, uovo, guanciale tostato, pezzettino di pecorino e frulliamo tutto. Anche scaglia di pecorino, il guanciale. Imperatore. No, ma veramente cazzo buono. Baccalà mantecato, sarde in saor, girino d'olio e si chiama il doge. Vitello tonnato cotto a bassa temperatura, maionese e tonno, altri 2 caperini, un giretto d'olio. A capocollo di Martina Franca, stracciatella pomodorino semisoleggiato, tarallo sbriciolato, uno spalmabile alle erbe, lo stracotto d'asino, nostro pack. Via. Nel packaging trovi un QR code aggiornato mensilmente con i post dove un vero veneziano mangerebbe questa focaccia. Ma è un progetto che è nato dalla passione. Io sono di Montebelluna. Io ero cliente di Gaetano della sua macelleria. Ho conosciuto Alberto Foll, che è lo chef dei Gritti. 3 persone che hanno pensato e messo insieme il progetto. Il pane lo abbiamo voluto con una ricetta nostra che abbiamo studiato noi insieme alla scuola italiana pizzaioli. I grani antichi, cereali e il lievito madre. 20 ore di lievitazione. Voglia, costanza, perseveranza. La carne è mia, o autoprodotti o selezionati da me. Allora l'idea è quella di raccontare l'Italia attraverso i nostri prodotti. Anima slow, formato pop, e cercare di fare quello per cui ha veramente passione, circondarsi delle persone corrette. Però vorrei che la gente possa percepire la passione con la quale viene portato avanti questo progetto.